Cari telespettatori, rieccoci qui, come promesso vi rendo partecipi del primo argomento che è molto caldo, molto interessante, purtroppo per lui, perché Patrizio Bertin, Presidente Confcommercio Veneto, Presidente Ascom Confcommercio Padova, ne ha di gatte da pelare, vero Presidente? Ben ritornato qui con noi. Abbastanza, me ne hanno fornite molte. Tra un po' le cadranno i capelli dalle Esatto. ansie. Allora, vediamo, c'è poco da ridere, lo sappiamo, vediamo un po' di fare della chiarezza dove possibile in una situazione che è alquanto complessa, alquanto dolorosa, soprattutto per gli appartenenti alle categorie. Più volte non solo i cittadini ci sollecitano, parlate, fateci capire, non ci si capisce più niente, ma anche naturalmente chi ha delle attività, chi ha dei negozi, chi è dedito al turismo, che sta soffrendo non poco. Poi le agevolazioni, i ristori stanno arrivando, non stanno arrivando, che speranze ci sono, perché dicono finiamo in zona rossa, almeno ci arrivano i ristori, altri dicono aspetta te perché i ristori non li ho ricevuti da mo', quindi facciamo un po' un quadro innanzitutto. Beh, insomma, la situazione penso sia sotto gli occhi di tutti, siamo su una tal confusione che Ancora. la gente non sa neanche come muoversi proprio all'interno dei propri comuni, all'interno della propria regione, all'interno dei propri spazi provinciali, quindi è una situazione di estrema confusione, questa è la verità. E poi siamo suffragati da DCPM, da sempre nuovi decreti, siamo appesi a un filo perché ormai anche non solo noi imprenditori, ma anche chi si deve servire dei negozi non sa come e cosa fare. Quindi non condivido, però capisco anche quelli che dicono io apro, perché su una situazione ormai è diventata insostenibile questa situazione, è sotto gli occhi di tutti. Un'impresa non può essere in balia di un mare in tempesta, non possiamo noi stare in piedi in queste condizioni. Un'impresa ha bisogno di certezze, un'impresa ha bisogno di programmare il proprio lavoro. Questa situazione però non è di... solo, esatto, vabbè, a parte le zone che ogni regione ha il suo colore, cambia colore, torna qua, vabbè, è a livello nazionale immagino. Lei ha avuto modo di fare un confronto con il Presidente nazionale, con le categorie coinvolte, cioè per capire che posizione prendere oppure che cosa chiedere al governo, perché al di là di tutto è giusto seguire il parere dei sanitari, dell'esperto della commissione eccetera, però bisogna anche vedere le categorie produttive, cioè trovare una via di mezzo che possa in qualche modo non distruggere un tessuto economico che si stava risollevando dopo il periodo della grande crisi, tra le altre cose. Quindi non si capisce bene come riuscire a... Non si capisce più niente, ma non oso neanche pensare come sono messi quelli che sono in zona rossa, soprattutto la Lombardia, che ormai è un periodo lunghissimo di zona rossa. Che non è servito praticamente. Lì troveremo una montagna di macerie dal punto di vista economico e imprenditoriale. Questa è la vera situazione. Sentivo anche il Presidente nazionale nei suoi appelli dicendo appunto che non si può sostenere una zona in queste condizioni. E ripeto, noi siamo sempre quelli che hanno sostenuto le regole e soprattutto anche il rispetto di questa pandemia, perché vediamo come ancora sta andando avanti e che adesso insomma sembra che anche un po' di respiro ci abbia cominciato a darcelo, la curva è in discesa. Però in queste condizioni le zone che sono rimaste zone rosse sono piegate su se stesse. Gli imprenditori a Milano e Lombardia è un disastro e questo me l'hanno confermato i miei colleghi di quelle regioni. Quindi io dico, ma anche per il turismo, per la finanza, per le imprese, per tutto. Siamo su una condizione veramente, adesso sì, mi sento di adoperare la parola guerra. Questa è una guerra pandemica ma è anche una guerra economica e ricostruire un paese su queste fondamenta diventa molto ma molto difficile. Ecco, si era preparati ad alcuni mesi, arrivare all'estate, poi l'estate ha dato un po' di sollievo, ma non ci si immaginava di reimmergersi in una situazione che dura tutto l'inverno e alla quale poi i vaccini non porranno rimedio, perché ci sono arrivati i vaccini, adesso i vaccini rallentano, insomma poi sarà una vaccinazione lunghissima, ora di ottenere dei risultati ce ne vorrà parecchio, comunque arriveremo nuovamente all'estate. Lei che ha il polso della situazione del settore, che è variegato peraltro, come la vede e che cosa bisognerebbe
si può realisticamente fare? Allora, se vogliamo mantenere le imprese chiuse o che lavorano in questo modo, come stiamo lavorando a Singhiozzo, devono dare i ristori. Devono dare, ma i ristori spieghiamoli bene come sono funzionati, ecco, allora, quelli che dicono avete avuto i ristori. Io intanto ho sentito che hanno cominciato ad arrivare, però non ho percepito da parte di nessuno dei miei colleghi, guarda che sono arrivati ristori sufficienti per cui adesso ho un po' di respiro, posso andare avanti un mese. Sono veramente niente, perché se parliamo dei 2-3 mila euro, okay, parlando che questi dovrebbero essere i ristori di Natale, sono una stupidaggine, questi sono veramente come faceva la regina, avete fame, sì, dagli le brioche, e quindi è una situazione quasi offensiva. Ecco, il ristoro tra l'altro è una tantum, perché non è per quanto riguarda l'attività produttiva, come è proprio stato articolato. Quello che noi chiediamo da tempo è per dire pagami il mancato fatturato, perché tu ci hai chiuso e tu devi risarcire alle attività il mancato fatturato, ma per un semplice motivo, per mantenere anche i nostri dipendenti, perché apri e chiudi, come abbiamo fatto il periodo natalizio, 2 giorni gialle, un giorno arancione, un giorno rosso. Queste qui, anche i ristori sono condizionati da questa situazione, quindi arrivano a qualcuno che magari ha tenuto aperto, perché ricordiamoci che c'è stato anche il decreto della regione, quindi fino alle 14, insomma, in queste condizioni non arriverà poco niente, quindi io dico che come fanno a dire che arriveranno i ristori? È una presa in giro, ma soprattutto anche tutto il mondo del turismo, tutto il mondo degli eventi, tutto il mondo della ristorazione, ma io guardo la filiera, non è che guardo solo l'ultimo, quello che dico, beh, i ristoranti e il bar sono quelli che hanno sofferto di più. Non è vero neanche questo, perché? Perché anche il grossista che serve il bar, che serve il ristorante è stato chiuso, ma anche tutto il mondo appunto degli eventi, e quindi è una intera filiera che ha sofferto, tutti hanno sofferto queste chiusure, e rimettere in moto il paese ci vuole un programma serio, fatto bene e soprattutto ascoltando le categorie economiche che hanno il polso della situazione e possono essere un grande aiuto. Quindi non vi sentite interpellati nei vari provvedimenti che vengono presi, in qualche modo consultati? No, noi ci sentiamo interrogati, non consultati. Cioè, che cosa vuol dire? Interrogati, come dicono, beh, ditemi cosa avete bisogno. Okay? Ma tu non mi puoi fare una domanda così. Lei dice bisogna sedersi a un tavolo e... No, bisogna programmare la ripartenza. Io non sento parlare di ripartenza, io vorrei capire come rimetto in moto questo tessuto economico, parliamo di Padova e della sua provincia o del Veneto, come faccio a rimettere in moto tutto quello che... Parliamo della montagna, vogliamo parlare della montagna che a quanto abbiamo capito non riapriranno, anche se faranno le Olimpiadi, le faranno a porte chiuse, quindi a numero chiuso. Sono danni pazzeschi questi. Ma chi rimetterà in moto? Uno che la beffa poi con tutta la neve che c'è ha dovuto riscaldare il proprio albergo. Ha dovuto riscaldarlo, ha dovuto fare tutte le pulizie per la neve, per tutto il disagio che c'è stato. E quindi hanno dei costi, non parliamo di IMU e di tutte le tassazioni e così, con tutti i costi che ha avuto, come fa a affrontare un'altra stagione? Quindi l'unica soluzione secondo lei, perché qui ci allacciamo anche alla manifestazione che si è svolta alle porte del weekend, sarebbe il discorso di stanziare dei, non si sa neanche che entità di ristori, perché dovrebbero essere ingentissimi nel nostro sul Stato. Mancato fatturato, se tu vuoi l'80%, diciamo l'80% del mancato fatturato, sì, risarcissi l'azienda dell'80% del mancato fatturato, punto, non c'è altro da fare, se no tu dai soldi a spot senza nessuna logica e questi non servono a niente.
perché non sono quelli che ci danno la possibilità di andare avanti, non sono assolutamente questi e neanche quelli che abbiamo ricevuto, e quindi è veramente una situazione imbarazzante. Però noi come associazioni di categorie, ma anche come imprenditori, vogliamo sempre e comunque vedere il bicchiere mezzo pieno, però ci devono aiutare. Se le istituzioni non cominciano a collaborare con le imprese e non cominciano a fare un ragionamento serio per la ripartenza, noi siamo abbandonati a noi stessi. Ecco dove monta anche la protesta e dove monta anche lo sconforto delle persone, perché ricordiamoci che ci sono famiglie, che sì, ci sono imprese che hanno parecchi dipendenti e sono preoccupati anche i nostri dipendenti. Che sono in cassa integrazione. Che una parte in cassa integrazione, qualcuno che fa il delivery ha cominciato magari a avere un numero ristretto di persone, ma però cioè, il dipendente è un valore della nostra impresa e noi non vogliamo perdere i nostri dipendenti che abbiamo formato con molti sacrifici assieme a noi, e quindi cerchi di mantenere insomma questo tipo di rapporto facendola andare in cassa integrazione magari un po' di giorni, ma poi dopo loro si chiedono, perché vedono anche loro l'andamento della propria impresa e sono preoccupati per quando si potrà licenziare, perché è un'impresa che è al tracollo. Infatti, questo è l'altro aspetto. Fino a quando è prevista la cassa integrazione? C'è stata una proroga? Fino adesso siamo a marzo. Però penso che verrà prolungata, ma però prolungata vuol dire debito su debito, vuol dire sempre appesantire questo paese sempre però di dovrebbe più. esserci questo benedetto Recovery Fund che dovrebbe venire di supporto. E quando l'avremo questo tipo? Ancora Io sento tanto ragionare da questi signori a Roma che intanto adesso stanno litigando e non ragionando per rimettere in moto ancora questo Conte Ter. Sembra che insomma siamo alle porte di un'altra situazione così, però questi signori qua cosa stanno combinando? Stanno parlando appunto del futuro dell'Italia, di come gestiranno questi soldi. Mi sembra che stiano litigando sulla pelle nostra e sul nostro futuro, il futuro dei nostri figli. Stanno litigando, però loro, ricordiamoci, che sul loro conto corrente i soldini arrivano, sui nostri no. Ecco, quindi categorie produttive, partite IVA, negozi, tutti coloro che vivono del guadagno, se c'è e se non c'è non se ne arriva a niente, che è diverso dal dipendente pubblico che bene o male non riesce forse a comprendere questa situazione, perché come dice lei alla fine del mese gli entrano dei soldi e questa è la grande differenza. Spese fisse, e tanti dicono ma come, se avete chiusa l'attività che spese fisse potete avere? Qualcuno venga da noi che gli facciamo tutto l'elenco delle spese fisse che su un'impresa ci sono, perché allora devi tenere accesi i frighi, perché quando tu li spegni dopo trovi sempre qualche sorpresa di qualche guarda. Quindi energia elettrica. Energia elettrica, abbiamo l'asporto rifiuti, si paga, comunque si paga, non è che quella è un'altra cosa, allora devi pagare. Noi abbiamo avuto solo piccole agevolazioni, i bar hanno avuto l'agevolazione del plateatico, va bene, insomma hai capito che è grande aiuto, non ho lavorato quindi insomma cosa me ne faccio, perché ho tenuto accatastate le sedie e i tavolini. Insomma è una situazione che veramente di aiuti non ne abbiamo avuto e di costi ne abbiamo in continuazione, sempre, tutti i giorni. Un'impresa ha i costi fissi e i costi fissi hanno avuto un aiuto, se non tanto, ma io direi del 6-7%. Quindi niente. Questa manifestazione che c'è stata, questo sciopero al contrario, quindi l'apertura proprio per dare un segnale importante e significativo, poi ci sono state delle sanzioni che sono state purtroppo erogate. Ha avuto qualche esito secondo lei? Era condivisibile oppure no? Frutto dell'esasperazione, premesso. Allora io l'ho detto e lo ripeto, io non ho condiviso perché le regole, insomma è un buon, responsabilità rispettare le regole, perché se ognuno fa quello che crede chiaramente andremo su un paese, instaureremo un'anarchia che veramente porterebbe a seri problemi, però condivido anche certe esasperazioni, perché capisco gente che ormai vede buttare via tutto il lavoro di magari imprese che gli sono state lasciate dai genitori, dai nonni, imprese che hanno anche
un certo numero di anni, se la vedono sgretolare proprio sotto i piedi, e quindi capisco l'esasperazione di queste persone. Non condivido che ognuno gestisca per conto proprio, insomma, le aperture, questo è un segnale sbagliato. Però quello di protestare con questi signori che ci danno questo tipo di indicazione, e parlo del governo, di non essere assolutamente vicino alle imprese, e sembra che nel ristorante e nel bar ci sia il problema più importante del mondo, che noi non possiamo far entrare nei nostri locali nessuno. Scusate, stamattina io passavo qui alla Stanga, dove ci sono gli uffici dell'immigrazione, e io ho visto delle cose allucinanti, gente in coda, uno vicino all'altro, sì. code lunghe 100-150 metri, allora lì va tutto bene, non c'è assembramento. Cioè, è come ho visto in altri ambiti. Da noi, che se li facciamo entrare nei nostri esercizi, nei nostri locali, nei nostri negozi, scadenzati in maniera corretta, li facciamo entrare, sanifichiamo, abbiamo tutte le osservazioni da fare, da noi no. Da noi non possono entrare. Tra l'altro, se c'è stato il comportamento scorretto da parte di alcuni che magari non sono riusciti a contenere le persone, in qualche modo almeno che si vada a sanzionare chi ha operato scorrettamente, no? Sì, ma il problema non è all'interno dei nostri negozi o dei nostri esercizi o dei nostri ristoranti, il problema è fuori. Ma non sono io responsabile, fuori. Perché anch'io cammino per la città e vedo qual è la situazione. Vedi che gruppetti di ragazzi si trovano e stanno là possono stare fuori fino alle 10 di sera, ma fumano la sigaretta e stanno assieme e non hanno la mascherina. E io questo lo capisco, ma allora cosa hai risolto chiudendo me? Infatti, non hai risolto il problema. Il vero problema è in altre parti, in altri luoghi. Poi adesso vedremo come va con l'apertura delle scuole. Esatto, come vedete questa situazione? Adesso appunto sembra, da noi sono ancora ferme, da altre parti le aprono al 50-75% a seconda delle situazioni, però ci sono dei numeri che potrebbero in ogni caso allarmare. Dall'altro la didattica a distanza non è così efficace come sempre, manca tutto l'aspetto della socializzazione, manca l'interazione con gli insegnanti, tutto quello che si vuole. Però voi dite, se le attività produttive fondamentali che danno anche i soldi alle famiglie stesse e anche questi ragazzi vengono chiuse, non ce ne sono. Ma noi non siamo calcolati come categorie non indispensabili, quindi noi possiamo rimanere chiusi. Però voglio vedere, non in quanto all'apertura delle scuole, io sono d'accordo che i ragazzi devono andare a scuola. Io condivido questo pensiero, perché è inutile lasciare i ragazzi abbandonati a se stessi, non sanno più socializzare tra di loro, non si sentono, e poi parlare sempre con, diciamo, col PC. Non va bene questo. Però il servizio pubblico, voglio capire se è stato fatto un piano serio del servizio pubblico o se è stato pensato solo al monopattino. Mandiamo a scuola i ragazzi tutti col monopattino o con la sedia a rotelle, li mandiamo, perché adesso ci sono non i banchi ma le sedie a rotelle, no? Un tipo autoscontri, li mandiamo a scuola con quel mezzo, vanno da casa a scuola col banco o col monopattino, o il servizio pubblico è stato attrezzato in modo che non crei più nessun problema. Io ho visto delle foto in giro, non so se sono delle fake, ma ho visto delle foto anche di metropolitane, anche di piene con gente vicina, assiepata una all'altra. Allora dico, ma cioè, non capisco come sono state fatte queste regole, come se in certi ambienti va bene, ok, sull'aereo si può viaggiare, quei pochi che viaggiano, e sei seduto uno vicino all'altro e lì va bene. Ma c'è la pressurizzazione, quindi lì va bene. Non è assolutamente vero, se sei vicino, punto a capo. Quale soluzione proporreste comunque voi? Anche perché poi, come lei ha accennato al discorso del turismo, noi viviamo comunque di turismo, questo è un settore trasversale che riguarda tantissime, appunto la filiera, una filiera molto lunga, e sta veramente penalizzando tanto, anche perché poi non venendo gli stranieri, se non pochissima cosa, questo sarà nel lungo periodo anche un danno rilevante, no? Beh, intanto noi diciamo che prima di tutto i vaccini, e non vogliamo che ci sia questa situazione di sentire che i vaccini
stanno rallentando o che non c'è un piano serio per le vaccinazioni. Qui in Regione, da noi qui sta funzionando perché vediamo i numeri, finché arrivavano, però quelli che arrivano, e quindi è tutta una situazione un po' controversa. Cosa proponiamo noi? Noi proponiamo che nelle nostre attività si può lavorare, si può anche entrare, nei nostri ristoranti si può entrare, perché noi casomai se un ristorante ha 100 posti, fammene fare 30, ma fammi aprire, metteremo dei sorveglianti o dei steward davanti ai nostri esercizi per diciamo scaglionare la gente che entra. Però questo vorrebbe dire anche dare la possibilità di andare avanti. Chiaramente dobbiamo essere responsabili all'interno del nostro locale, però qualcuno si deve prendere cura di controllare fuori. C'è l'amministrazione pubblica a questo punto, cioè insomma, il comune. Ognuno ha il proprio lavoro, insomma, certo. Io non è che posso andare fuori. Esatto, vi siete confrontati quando si creano queste aggregazioni, voi, non so, molti ci sono, anche se siamo chiusi. Ci sono, anche noi chiudiamo alle 18, la gente rimane fuori, non va a casa, rimane fuori e chiacchiera sulle piazze, sulle strade, davanti ai locali chiusi, si fermano là a chiacchierare. E questa è la verità. Io sono chiuso e la gente comunque è qua davanti, e quindi non è questa, molto probabilmente non è questa la soluzione. Molto probabilmente forse diluire in orari molto più ampi vorrebbe dire fare meno aggregazione, più chiudi e più si assembra, cioè restringendo, come a Natale, quando tu restringevi gli orari di apertura dei negozi, la gente si ammassava nelle strade. Perché? Perché doveva aspettare per entrare nel negozio, si metteva in fila. Ma allora dico, c'è qualcosa di sbagliato? Molto probabilmente non se ne sono accorti. Territori, no? Più stringi i territori, più limiti, più ovvio che quando le persone escono sono tutte aggregate lì. Vabbè, ci lasciano senza È il famoso parole. gatto che si morde la coda. Comunque. Solo una cosa, siamo in chiusura. L'associazione di categoria che cosa fa per gli iscritti, cosa può fare? Ci sono corsi di formazione, ci sono finanziamenti con Fidimpresa, c'è qualcosa che è importante dire? Noi siamo attivissimi in questo e quindi anzi è un appello che faccio a tutti i nostri associati di Confcommercio. Con la nostra Fidimpresa siamo vicini alle imprese e cerchiamo sempre di dare degli aiuti, cerchiamo di fare tutto quello che è possibile anche diciamo come garanzia per dare prestiti, e questo lo facciamo, anzi venite che esaminiamo profondamente la situazione della vostra impresa in modo che troviamo la via giusta per uscire, per rimanere in piedi con le nostre imprese. Quindi questo è quello che facciamo come Fidimpresa. Però dopo anche cerchiamo di, adesso arriveranno comunque dei fondi, arriveranno dei soldi dalla Regione anche, perché si parla appunto di un po' di milioni messi a disposizione delle imprese. Ecco, lì dobbiamo fare anche noi un piano, diciamo, di capire come gestire questi soldi assieme alla Regione per trovare una quadra di essere subito, immediatamente in aiuto alle imprese. Questo stiamo facendo a livello regionale, cioè con tutte le forze che abbiamo noi siamo a disposizione dei nostri associati e non li molleremo mai, perché questo vuol dire la vita nostra ma anche la vita della nostra economia, che è fatta di tante piccole e medie imprese. Non possiamo assolutamente perdere questo valore, perché se perdiamo questo valore buttiamo via una storia, buttiamo via una cultura, buttiamo via tutto quello che è stato proprio il nostro rinascimento. E adesso dobbiamo ripensare al nuovo rinascimento. Solo una cosa, con la Regione quindi c'è stata un'interazione, c'è un rapporto, c'è una collaborazione? Sì, con la Regione devo dire che con anche il Governatore ho un rapporto abbastanza insomma, settimanale col Governatore, dove ci confrontiamo, perché nessuno ha la sfera magica, e anche il Governatore a volte ci confrontiamo per capire cosa si può fare con tutti gli assessorati. Ho fatto anche una call poco tempo fa con gli assessorati di nostra competenza, insomma, per cercare di essere vicino alle imprese. Ma anche con le stesse amministrazioni della nostra Regione stiamo dialogando con tutti i nostri presidenti provinciali, e quindi il nostro lavoro c'è.
e c'è tutto per essere sempre più vicino alle imprese. Saldi sono saltati praticamente perché con le vendite promozionali pur di vendere. I saldi insomma, cioè sono saltati, abbiamo di cercato fatto... di posticiparli il più possibile i saldi per permettere alle nostre imprese di creare quel minimo di vendita necessaria per superare questo momento. Noi siamo presenti anche come Padova in ogni piazza. Stamattina eravamo a Monselice con SOS Impresa, cerchiamo di essere più vicini possibile alle imprese, però diventa sempre più difficile e speriamo che la soluzione a questa pandemia arrivi velocemente, la soluzione che prima di tutto cali questa curva, secondo che arrivino i vaccini, terzo che Dio metta a posto anche a Roma qualcuno che ci sta governando, io spero che li illumini sulla strada giusta. Assolutamente Presidente, io la ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi, la rinviteremo naturalmente ancora per ragionare sulle varie situazioni e voi avete visto ci sono associazioni di categoria da consultare se non altro perché magari ci sono delle soluzioni per i vostri problemi da sostenere perché sono in rappresentanza proprio delle tante persone che si trovano a lavorare in grandi difficoltà. Vi lasciamo alla pubblicità, poi ritorniamo insieme con un'altra intervista e salutiamo il Presidente. Grazie. Grazie a voi.